ci vogliono vaccini. Cioè, io spero che il governo, che il Presidente Draghi si decida a rompere quel muro che è rappresentato dal contratto europeo e di andare sul libero mercato, perché i vaccini ci sono. Si rivolge direttamente al Premier Draghi, il presidente del Veneto Luca Zaia, all'inizio di una nuova settimana con il freno a mano tirato sul fronte dei vaccini, per usare una sua espressione. I numeri comunicati dal commissario Figliuolo non consentono ancora di vaccinare a pieno regime, così come vorrebbe la regione. 126.000 di Pfizer, 13.000 di Astra e 14.000 di Johnson, 14.006. Moderna non pervenuto, sono già 2 settimane che non si sa che storia c'è. In attesa di uno sblocco delle consegne che possa dirsi definitivo, Zaia fissa comunque 2 obiettivi minimi. Il primo riguarda la copertura entro la settimana degli over 80, la seconda le persone con più di 60 anni. Noi nel nostro programma ragionevolmente con queste forniture contiamo di chiudere gli over 60 entro giugno, entro il 21 giugno. Regione che recepisce le indicazioni di AIFA sulla seconda dose, che per Pfizer e Moderna può essere somministrata, se necessario, fino a 42 giorni dalla prima. Ricordiamo ai cittadini che dopo la prima dose, dopo 10-12 giorni, c'è già risposta anticorpale importante. Vaccinare quindi per riaprire in modo sostenibile il prima possibile, con i protocolli di sicurezza del caso e sui quali sta lavorando la Regione, concetto ribadito da Zaia alla stampa straniera incontrata in mattinata, dove si è parlato soprattutto di turismo, blindando la stagione estiva. Noi vogliamo aprire tutta l'offerta turistica, perché essere chiusi a giugno, luglio, agosto vuol dire che allora deve essere accaduto qualcosa con il Covid di imprevisto. I turisti vaccinati in particolare sono i benvenuti in Veneto. Per noi chi ha il vaccino non ha nessun problema, che non cominciamo a fare distinzioni, ma chi te l'ha fatto, ma dove l'hai fatto. Ci sarà una dichiarazione e tutti erano allergici al passaporto sanitario, adesso vedete che bisognerà chiedere qualcosa, no? Zaia, che ha poi bocciato la proposta di isole Covid-free in Italia, rilanciata da più parti sulla falsariga della Grecia. Mi hanno chiesto cosa penso delle isole Covid-free. Isole Covid-free. Io ho detto che io sono a favore, la nostra si chiama Veneto. Cioè non esiste che io vado a immunizzare una località a scapito delle altre.